Scoprire l'entroterra di Caorle significa scoprire la storia, la cultura ed i sapori del Veneto. Oggi partiamo da Ca' Corniani, a pochi chilometri dalle magnifiche spiagge del litorale veneziano, per scoprire in bicicletta i numerosi percorsi ciclabili che si snodano nella campagna a cavallo tra i fiumi Lemene e Livenza. Siamo a Ca' Corniani, benvenuto a Carlo Stefanello. Ciao, una buongiorno. ciclostazione. Allora io sono curioso, cosa si fa in una ciclostazione? In una ciclostazione si noleggiano bici e oltre a noleggiarle noi facciamo manutenzione, gestiamo quello che è un po' tutte le necessità del ciclista turista, diciamo. Allora, qui siamo in una posizione privilegiata perché siamo a pochissimi chilometri dal mare, da tutte le più belle località della costa veneta. Caorle è davvero ad un passo, ma c'è un bellissimo entroterra da scoprire lungo la Livenza, Carlo. Corretto, qua siamo praticamente a 1,5 chilometri da Caorle, però in bicicletta si può scoprire tutto quello che è l'entroterra che va da Livenza fino volendo al Piave. Qua nello specifico abbiamo una pista ciclabile di 30 km, tutta da pedalare in sicurezza sia per le famiglie che per i bambini, insomma siamo in un posto magnifico. Ci sta raggiungendo un amico, benvenuto a Fabrizio Tonon, presidente della Proloco di Caorle. Adesso che avete voluto la bicicletta, pedalate! Grazie Carlo, e noi andiamo con Fabrizio. Allora, Fabrizio Tonon, presidente della Proloco di Caorle, qui a Ca' Corniani abbiamo visto davvero di tutto, abbiamo costeggiato un fiume, abbiamo visto la campagna, abbiamo visto delle opere d'arte addirittura in campagna, ma qual è la storia di Ca' Corniani? Dopo essersi immersi nella natura è piacevole passare qualche momento anche nel borgo rurale di Ca' Corniani. Il borgo rurale di Ca' Corniani è una tipica architettura rurale veneta, sorto nel 1851 per opera di Daniele Francesconi, che iniziò anche l'opera di bonifica sulle orme del Magistrato delle Acque della Repubblica Veneta. Quindi qui ogni palazzo, ogni casa, ogni abitazione, la stessa cantina ti dà la sensazione di vivere un po' la vita di altri tempi. Allora, questa è una terra di bonifica, una terra strappata con le braccia dei nostri bisnonni alla palude, e poi è diventata terra fertile. Certamente chi è venuto qua nella metà dell'Ottocento ha fatto la storia dell'agricoltura italiana. Devo ricordare che chi è passato per queste terre poi si è disperso un po' in tutta Italia a fare grande l'agricoltura italiana. Chiunque quindi passando di qua e guardando questi fabbricati, la cantina e altri edifici che ci si trova, ha la possibilità di scoprire esempi d'altri tempi e quindi raccontare un po' la storia. È chiaro che qui noi cerchiamo anche di infondere consapevolezza sul mondo agricolo e su tutte le sue produzioni. C'è una parola oggi molto in voga che è sostenibilità, no? Noi siamo in bici, Fabrizio. È meglio di così, la sostenibilità e la consapevolezza fanno che chi viene a passare qualche ora in bicicletta possa raggiungere questa pienezza di concetti. Grazie Fabrizio.
Buongiorno Gaetano Bandolin, abbiamo uno splendido panorama alle nostre spalle, siamo a Caorle, siamo sulla passeggiata che porta alla chiesa della Madonna dell'Angelo, che è un santuario che è noto per gli voti, anche una chiesa votiva, per cui quest'anno oltretutto in settembre è prevista la processione a mare che avviene ogni 5 anni. Allora Gaetano, Gaetano Bandolin è grande esperto di turismo, ci ha lavorato e ci lavora come sempre con tanta passione da una vita. Oggi c'è voglia di vacanza attiva, lo stiamo vedendo noi, soprattutto in Veneto quante cose ci siano da fare con la bicicletta, ma non solo. Diciamo che il Veneto ti offre tutte le possibilità di vacanza. Poi dal lago di Garda alle Dolomiti, abbiamo le parti delle Colli Ugani, Padova, Città d'Arte, e sul mare ci sono altre, oltre alla vacanza balneare vera e propria, c'è la possibilità di fare passeggiate, andare in bicicletta, visitare le lagune, per cui ci sono molti interessi che non sono legati solo alla vacanza fissa. C'è la vacanza attiva, una bella bicicletta, un bel tour è sempre significativo. Un suggerimento per i nostri amici da casa che non vogliono stare sotto l'ombrellone quando vengono qui a Caorle? Ma io direi che possono fare un lungomare, chiaro la costa, andando fino a Bibione, facendo la parte della laguna, che è molto interessante con i casoni, oppure andare verso l'entroterra, che ripeto con Concordia e Portogruaro, che sono sicuramente due centri interessanti sotto il profilo storico. Grazie Gaetano Bandolin, grazie dei suggerimenti, io continuo con il mio giro. Vedevo l'ora di sedermi e riposarmi dopo una passeggiata in bicicletta. Saluto i miei due ospiti, Lorenzo Comisso e Gianni Prevarin. Lorenzo, allora, cominciano ad arrivare i piatti della tradizione caorlotta, quali sono? Allora, la tradizione caorlotta, i piatti sono semplicissimi, dati dal nostro mare e dalla nostra laguna, tutti a base di pesce o di molluschi e crostacei locali. Iniziamo sempre con un bel antipasto a base di classici cicchetti veneziani, folpetti, che sarebbero i moscardini, e il baccalà mantecato, che è un classico della cucina ormai internazionale, il baccalà in rosso, il saor di gamberi, di sardè, di pesce in generale, comunque sempre declinato con cipolla bianca di Chioggia, e poi tutte quelle piccole cose che si possono trovare in cucina. Allora stiamo vedendo i bigoli e poi vediamo degli spaghetti con i moscardini. Spaghetti bigoli in salsa, il classico della vigilia, e gli spaghetti con i moscardini, fritto classico, calamari gamberi, il pesce d'Arede, come lo chiamano qui, i piccoli pesci tipo moi, tipo triglie. Lo innaffiamo con che cosa? Sempre vino bianco dell'Isompra Maggiore classico, nella zona classica nostra, l'Isompra Maggiore, ora come si chiama adesso, delle Venezie o Venezia. Siamo passati da una ricerca di cucina pseudo internazionale, tutta panna, tutta sughi strani, al ritorno a una cucina tradizionale. I sapori e i profumi della cucina di mia nonna,
di mia mamma, mia, tua, vostra, nostra, della mamma o della nonna. Evviva le nostre mamme allora, Sì, evviva le nonne, cucina, e la cucina evviva tradizionale la cucina sicuramente. sana Caorlotta. Parliamo però di storia con Gianni Prevarin. Le terre alle spalle di Caorle hanno una storia importante quando si parla di bonifica. Certo, arrivare a Caorle attraverso le terre di bonifica è una sensazione meravigliosa. In primo luogo perché sono terre ben coltivate e tenute bene, in secondo luogo perché hanno una storia molto importante. Si può arrivare percorrendo le vie ciclabili sugli argini della Livenza, oppure si può arrivare anche in barca, che ancora è preferibile, lungo la Livenza. Ecco, che fiume è la Livenza? La Livenza è un fiume molto interessante, innanzitutto è un fiume molto pulito, è un fiume breve perché arriva dal Cansiglio, ma è un fiume molto tortuoso, pieno di curve, di insenature e di anse. I nostri amici che vengono qui in bici, vogliamo segnalarne una, so che è sempre difficile, ma lo chiediamo a tutti i nostri ospiti, qualcosa di speciale che non possono mancare di andare a vedere? Beh, arrivando in bicicletta bisognerebbe entrare nei piccoli paesetti tipo Cacotoni, oppure la chiesetta del 1700 che è a ridosso della Livenza, oppure ancora, non so, Cacordiani, dove siete già stati. Grazie a Gianni Prevarin per le sue preziose informazioni storiche, grazie al padrone di casa Lorenzo Comisso che ci ha deliziato con i sapori, con i colori dei prodotti del territorio, un territorio che non finiremo di mostrarvi con questa puntata, ma continuate a seguirci. Scriveva Ernest Hemingway: è andando in bicicletta che impari meglio i contorni di un paese, perché devi sudare sulle colline e andare giù a ruota libera nelle discese. In questo modo te le ricordi come sono veramente, mentre in automobile ti restano impresse solo le colline più alte e non hai un ricordo tanto accurato del paese che hai attraversato in macchina come ce l'hai passandoci in bicicletta.